Pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2027 Pordenone. Un sogno che diventa realtà. Pordenone trionfa e diventa capitale italiana della cultura 2027, un risultato storico che segna una svolta epocale per la città e l'intero Friuli Venezia Giulia, una vittoria conquistata con determinazione, passione e un progetto solido, capace di sbaragliare la concorrenza di altre 9 finaliste in una sfida serratissima. Tante le aspettative, tantissime le speranze e oggi quel sogno si realizza. Pordenone entra ufficialmente nell'elite culturale italiana, un riconoscimento che porta la città sotto i riflettori nazionali e internazionali, aprendo scenari straordinari per il futuro. Una grandissima emozione, un desiderio, un sogno che si realizza dopo un lavoro grandissimo svolto non solamente dalla città ma dall'intero territorio. Oggi non ha vinto la città di Pordenone, ha vinto la provincia di Pordenone, le sue associazioni, il suo mondo culturale, le sue imprese, le sue istituzioni. Era la seconda volta che ci tentavamo, abbiamo affinato il progetto iniziale e abbiamo strappato questa vittoria secondo me meritata. Perché? Perché l'abbiamo messo in luce non ciò che già esiste ma ciò che potrà diventare grazie a questo titolo, cioè un booster, un propellente che darà ancora più energia alle vitalità che caratterizza il nostro territorio. Durante la conferenza stampa di proclamazione il ministro della cultura Alessandro Giuli ha elogiato il dossier di Pordenone definendolo un modello innovativo e inclusivo, capace di unire tradizione e contemporaneità con una visione proiettata verso il domani. Il progetto, ha sottolineato Giuli, punta a rendere la cultura un motore di sviluppo, coinvolgendo la comunità in maniera attiva e dando grande spazio ai giovani che non saranno solo spettatori ma veri protagonisti. Pordenone avrà un anno intero per brillare con un programma culturale ambizioso capace di attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità. Oggi ci consentite di crescere, ci consentite di diventare adulti, esprimendo appieno quel potenziale culturale che appunto rischiava di rimanere o inespresso o misconosciuto. A commentare la vittoria è stato anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha parlato di un successo straordinario per tutto il territorio, evidenziando come la cultura sia una leva di sviluppo e crescita per i giovani. Oggi Pordenone non è più solo una città che sogna, ma una città che vince, che cresce, che guarda al futuro con orgoglio. Nel 2027 tutti gli occhi saranno puntati su Pordenone e sarà un anno che farà la storia.